pubblico bene. Vigili del fuoco dell'87° corso, lo giurate voi? Prima ancora ero comandante a Taranto, prima ancora a Catanzaro. Quindi la mia esperienza, diciamo, da dirigente, da comandante dei Vigili del Fuoco è quasi sempre stata fatta in comandi del sud, con diciamo, peculiarità diverse rispetto a quelle che ho visto in questi giorni qui a Treviso, nel senso le emergenze più che altro sono di origine diverse, a parte il rischio idrogeologico che è presente specialmente in Calabria, ma anche il rischio sismico, quindi io sono un esperto di sismica per i miei studi universitari e quindi ho approfondito anche sul campo, diciamo, dei piani di emergenza legati a questo fenomeno che, diciamo, è un po' più evidente al sud. Per quanto riguarda qui i pochi giorni che sono appena arrivato qui a Treviso, ho avuto modo di apprezzare, a parte le bellezze architettoniche e paesaggistiche della provincia, più che altro le volte soprattutto concentrate nella città di Treviso, ma i miei collaboratori mi hanno dato un attimo hanno fatto il punto della situazione sui rischi più legati ai compiti istituzionali nostri. E per quanto attiene il soccorso ho visto che la maggior parte, diciamo, degli interventi riguarda eventi alluvionali, visto che abbiamo un bacino idrografico del Piave abbastanza complesso e articolato.